If I sing out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ear and I'll sing your song. Or try not to sing out of key. I get high with the help of my friends. C'è una cosa stranissima del lavorare in proprio, ragazzo. Cioè io praticamente in questo periodo, è vero che è un lavoro molto grande in piedi, però diciamo il cliente tipo torna tra una settimana e quindi avevo una settimana di fare un cazzo perché avevo finito tutto, no? E saliva quella sorta di, tra virgolette, panico, nel senso che per quanto mi ero paraculato bene col conto in banca, eccetera, comunque dici, cazzo, e adesso il mio lavoro è finito? Cioè il mio sogno, il mio vero sogno, che non era quello di fare lo youtuber ma era quello di fare il grafico in camper, è finito, sta finendo. Cioè, allora, per carità, io non sono uno che si abbatte, inizio già a pensare devo iniziare a farmi pubblicità che non me la sono mai fatta, eccetera eccetera, e vedi, dopo 5 minuti che ti fai quel pensiero già iniziano a riarrivare lavori di continuo, come è sempre successo, e quindi dici, cazzo, mi viene in mente quel testo di Thoreau che sto finendo di leggere, che è Vivere secondo natura, no? Che effettivamente quando noi abbiamo il giusto da mangiare siamo gli uomini più ricchi del mondo, non dovremmo sbatterci e rovinarci la vita per pensare ad altro, no? Perché creare tutte queste sorte di eccessivi paracadute, perché insomma i paracadute anche ci sta, insomma sono quelle due provviste che ti consentono di non provare la fame nel tempo che intercorre tra l'aver smesso di mangiare e l'iniziare a cercarsi ancora di mangiare. Però aveva ragione, accidenti ragazzi, aveva ragione, e questa è una vita libera. E è strana, è la prima volta, perché ti ricordo che ho sempre lavorato come dipendente, e persino quando facevo i video su YouTube ero un dipendente, perché comunque dovevo stare sempre, produrre sempre, hai capito, rispettare diciamo delle uscite dei video, perché se non fai video ti cade tutto, perdi il ranking, perdi un attimo l'andazzo che hai su YouTube e via discorrendo. E adesso sto assaporando questa libertà, e appena, che è appunto quello che ti ho appena raccontato, volevo condividere, oppure anche volevo per me fare una sorta di caro diario, no? Cosa ho provato quella volta. Effettivamente questo piccolo timore, questa piccola paura di rimanere in braghe di tela, hai capito? E in realtà questo non succede, cioè non succede. Quando tu ti impegni, fai con passione il tuo lavoro e lo fai al meglio, è ovvio che non era capace a fare il conto 4x5 neanche scrivendo. Signano telefono 12. Vediamo assieme questo curiosissimo effetto che potrebbe essere una corrente marina, chi lo sa, vedi? Che si crea sta strada e poi congiunge il mare azzurro al mare celeste, al Marzano. Sì, buongiorno Italia, è finito il raduno. Ascolta, io spiegavo a Francesco e anche agli amici qui presenti che certe cose bisogna sempre prevenirle nella vita, perché metti un giorno diventi miliardario, ok? Tu non sai come cazzo spendere i tuoi soldi, quindi qua hai un'opportunità di riflettere, ok, prendo un cavallo, che cavallo prendo, ok? Perché tu non puoi ritrovarti che vai dentro un negozio tipo che vendono cavalli eccetera e dici ah vorrei un cavallo, quale vuole? Non lo so, hai capito? Fai anche dannare il commesso, non è bello insomma. E quindi noi qui in questa occasione stavamo vedendo questi bellissimi cavalli e io sceglierei quello lì bellissimo, quello a sinistra è fantastico, che Francesco ci dice che è un ispanico, però anche lui non so se sì no, ha buttato una parola a caso, esatto, perché aveva l'aggettivo ispanico da dire, allora eccolo là, guarda che bello, guarda che roba, guarda che bello, è bellissimo. sì. Buongiorno. Domanda per il pubblico da casa: perché i proprietari di cani devono tirare sulla cacca mentre i proprietari di cavalli che cagano più o meno 35 volte di più di un cane, no? Punto della domanda. Anzi no, 46, avevo dismetegato sti tocchi qua. Dai, fate colletta e prendetemelo, bastardi, amici di merda che ho. Perché quelli che ci guardano da casa, vedi? A loro interessano tutte queste robe qua, quindi noi andiamo adesso a farci i cassi del fioretto. Hai visto? Altro che il tuo Olfo Twist. Sta per stamare. E ora mi distrae il signore. Ti monta su,
Non stai a ascoltare Luca se devo fare il piano, se no capito, se no casca il palco. Aspetta che l'Olfo vedi tu le devo fare i pensierini, perché che là No, ma mi serveva qualche milione, ma il pensierino che avrei già fatto per quella. Mi avevo una vita da... Ma guarda tutto. No, È solito, cioè se avesse il clone, se dettagli, avesse un clone, dettagli il lavoro te mi ferma. godo sta roba qua, capito? Ma no, Dio. Un peccato perché sono mezzi che devono viaggiare. Sì, lo vedremo adesso. Ah, dietro all'impianto, e quello è l'inverter, ah sì, quello è l'inverter. Tutto MPPT, tutto quanto... Maffe Trax. Ah sì, lega l'impianto da Drio, giustamente. Ah, varie batterie, quante batterie hai? Olfo conta, 1, 2... No, mi innamoravo e sono innamorato, però... Mi par tipo 6 da 100, 6. Poi noi no? 6 da 100. 2,30? Come 6 da 2,30, così pique? Non posso mica. 2,30 così pique? Sì, 2,30 per. Sono piccole, perché sono lunghe così. Ah, sono lunghe? Sì, Ah, ok. 52. Ma guarda ti. Pari a piccenina, no? Perché le ho cambiate, ma se... Dov'è? 52 per 27 mi sembra. Qui in totale, aspetta, 2,30 per 6. Che volta mi mandato a scuola, ma e anche la telecamera dentro. Che storiasse. Anche misteri. Le bonde anche a patente cisto qua. Ho un studiato di qualcosa. Guarda che misteri. Sto qua, là a pesare di più del pulmino secondo me. Guarda che là è sospensione ad aria anche davanti, vedi tu. Ma è grande come quello del pulmino, tu che tiene tutto sto peso. Guarda che misteri. Buondì signora. Ciao. Le sto invadendo la privacy un attimo. No, va. È tanto full optional. Anche con i pannelli che si gira. Dai, fammi un pensierino. Vendiamo tutti i nostri per prenderne uno però. Ma non so come che fai, però. Basta neanche. Ma sì, E dopo fanno un raduno tutti dentro. tutti dentro. Tutti dentro. Uno passa a prendere tutti gli altri. E qua via perché ho metà bici. Ma mi sono per comprare il furgoncino delle patatine, dopo... Sei innamorato con la vista. No, che di solito è Te presente. mangi gratis. E te guadagni, quindi cioè. È vero? C'è un mio amico là, Costinaro, e mica vendo E patatine. le patatine, fa concorrenza. È il depuratore dell'acqua. Ma sì, non sai mai cosa carichi. Questi mezzi qua che devono andare in posti dove che noi non si andremo mai qua, devi avere un accessorio del genere, secondo me è il minimo, così. Sì, tanto 600 litri. Qui in Italia, la mia passa ampere delle batterie a litio. 1400 1400 e 1600 dei pannelli. con 600 litri. Riscaldamento siamo È il doppio di me. con l'acqua calda, al i radiatori. Quei radiatori? Sì. Sì, come l'altro. Sì, sì. Come pulmino? No, io sì. No, un camper che però All'Alde. l'Alde? Sì. È buono. Sì. Sì, tasto destro, scansea tutti i video perché non ha neanche il clima, ma di uso, basta. Infatti solo il coso, 600.000 euro metti, roba del genere, un po' di più. Sì, poi puoi spendere anche 300 se vuoi. Sì, dipende cosa ci metti sopra. Sì, esatto, sì. Guarda, E mi penso che 600.000 euro mi vedrò quando... Ma non hai il clima, Olfo? sì, Non hai il clima? No, Non hai il generatore integrato? Basta. Ciao, non lo vedi compro tu? più, non lo No, compro mica più. è qua papà, no, è qua per trattare, tu No, capisci? ma non mi ha convinto, non lo compro via, basta, insomma. basta, vado via. Ciao. La bicicletta no che sta? Un casino? Dai, Olfo, 80? Sì dai, fermo 80.000 euro, dai. Via. Tireremo su. No, bello, ma però 80 diciamo, dai. Buongiorno Stellina, buongiorno. Pulmine dal carrozziere. Io sto lavorando, il CP anche. Tiene controllati i gatti. Da mezz'ora che è ferma. Così immobile. Solo che si respira. Sono le ore 19:07. L'orario esatto, in È in cui... modalità coccoloso. Esatto, le ore dopo le 19 il cane diventa coccolosissimo, c'è proprio una cosa magica che lui diventa coccolosissimo. Questa cosa magica si chiama orario di cena. È stranissimo non lavorare in camper, mi sento, non lo so, è strano, mi sento un altro. Dal diario del CP. Oggi abbiamo avuto un incontro ravvicinato con il gatto. Molto ravvicinato, tipo 2 centimetri. Le prime 2 volte il gatto ci ha tirato 4 papine e dopo niente, siamo stati là. Siamo di fronte a un trauma perché Alessia gli ha spiegato che è il suo gatto, cioè non è un gatto punto e stop. E quindi lei mi ha detto, ma come? E quindi non posso pinciarmelo? È un casino?
È stata una figata, non posso farti vedere perché sto registrando col telefonino. Allora, a parte dove è il camper, che adesso non è più in officina, ma l'hanno spostato in un parcheggio davanti, ma ho visto con le telecamere praticamente il tempo che sono stati e tutto quanto, quando l'hanno portato dentro, quando l'hanno portato fuori, è bellissimo perché leggi dai dischi del camper e vedi, puoi scegliere da che ora a che ora, gli dai play e c'è parte il film, vedi tutto da tutte le telecamere. Sì, esatto, l'impianto delle telecamere è quello fornito dalla Anteo Security, è quelli che abbiamo fatto il video io e Mirko quella volta su a Milano. Cane, il nostro camper è pronto con un giorno di anticipo, stiamo andando a prendere il camperino. Sì, Amy, ha detto che voleva prendere anche Giacomo a scuola, io non capisco, poteva lasciarlo lì. Sempre più vecchia il CP, guardavo anche i video di un anno o due fa, è cambiata tanto. Sì, me la sto godendo. Vero CP? Sì, ci stiamo godendo tantissimo. Non ho detto niente. Ti sembra una talpa? Sì. Che figata. Fuori dal buchetto con la testa. Ah. Cosa devi sbirciare? Oh ragazzo, di che non l'hai mai fatto il bagno di oggi. No. Per quanto fosse in qualche modo nato, o meglio, stato svezzato al mare Singano, provava anch'esso quel senso di libertà che provava la gente quando diceva noi gente di mare, vediamo la libertà nell'orizzonte, però contemporaneamente al dar conferma a questa sensazione pensava ma accidenti, ma libertà di cosa? Cioè, ad esempio, sto attento, vieni con me un attimo, eccoci qua, cioè, ok, impalpabile psiche umana, però una volta arrivato qua, cioè non è che io faccio come Jesus Christ Superstar che cammino nell'acqua e vado avanti all'infinito, no, dovrei farmi le rate, prendermi una barca e andare in Croazia e anche altra parte, quindi insomma, perché libertà? Cioè sono anche bravo a nuotare, però insomma, 1 chilometro tiro, no DP? Sta parola è libertà che a me sta sempre pinti i coglioni. No, la cosa che mi dà veramente fastidio pesantissimo quest'anno è il mollo tutto, Dio caro, perché ci sono tantissimi youtuber che non c'entrano qui camper, youtuber di tante altre cose, informatica, sport eccetera, che tutti, siccome c'è la moda, si sono comprati il van e ci sta, va benissimo, il furgoncino, il van, il camper eccetera eccetera. E tutti quanti hanno fatto video con scritto mollo tutto, ma mollo tutto cosa? Cioè uno è stato 3 giorni, uno ha fatto una notte, cioè allora sai quanti milioni di persone, tra parentesi camperisti, sarà a parentesi, che mollano tutto, cioè mo è tutto e va a fare un giro del 40-50 km e dopo torna in giù a vita di prima, non so, cioè stiamo sputtanando la nostra lingua ragazzi. Vedi a volte quanto ci vuole poco, allora... Ma questo non deve necessariamente collegarsi a quello che io dirò, che sarà solo un mero esempio, bensì a tutti gli aspetti della vita, no? Allora guarda, le nostre eredità, chiamale vecchie generazioni, eccetera, hanno creato, generato e portato avanti dei comportamenti, in questo caso degli stili e dei colori, ok, orrendi, no da cagare, ok? E le nuove generazioni, le quali a loro volta insomma provano questo senso un po' insomma di ribellione, sai, questa sorta di senso di colpo da staccarsi, da fare diversamente da quello che gli hanno insegnato. Però guarda che bello che sei gli alberghi così colorati, eh? Questo per dire che dobbiamo sempre imparare dal passato, ma non necessariamente legarsi, in quanto il passato non è stato nient'altro che un primo esperimento, una prima prova, un primo tratto del pennello per dar vita allo schizzo del disegno. Oh Italia, non darò mia da Mirko quei man in man. No, tac, di che CP, ciao CP. La mia vecchia ex piscina, in P 3 tecce del pasticcio ai radici e 5 litri di vino, perché da bravi veneti noi altri siamo abituati a portare sempre qualcosa. Buongiorno caro ospite. Sì, sembra che fa il business, dico. Esatto. Sta mai fermo un attimo, Dio caro. Sei cane, in vista anche di un eventuale Alzheimer, stavo pensando, tutte le belle esperienze che ho avuto, ma anche gli altri tuoi colleghi cani, eccetera, sì, ok, è vero, me li sono goduti, in qualche modo non li ho dimenticati, ok? Perché se ci penso, ok, riesco a tirar fuori i ricordi. Però nella vita di ogni giorno, diciamo che il tempo passato è scollegato da quello che io sto vivendo, da questo mio presente, quindi in qualche modo possiamo dirle che vivendo il mio momento presente io dimentico quello che sono stato nel passato.
tutte le cose che ho fatto, le amicizie che ho avuto, le fidanzatine, le cose che ho comprato, eccetera, eccetera, tutto, almeno quando vivo il presente, tutto dimenticato, come quasi che tutto quello che ho fatto e vissuto non fosse stato fatto e vissuto da me, come quasi CP, ecco, si è addormentata, insomma quasi la favola, buonanotte, come quasi non fossi stato io, hai capito? Quindi non lo so, questa sorta di intuizione, presentimento che non ci sono tanti paradisi da guadagnarsi, non ci sono tanti inferni di cui aver paura, ma dobbiamo veramente imparare a vivere il presente, ossia creare questa linea da percorrere, questo binario che è un binario di equilibrio tra piacere e dovere, che diventa il nostro standard di vita, diventa automaticamente il nostro presente di tutti i giorni, diventa il godersela in un modo abbastanza, come diciamo, automatico, questa quotidianità, ok? Perché CP veramente, secondo me, qua rischiamo che se con la vecchiaia i ricordi di quello che abbiamo fatto, quindi il nostro patrimonio, il nostro tesoro acquisito e messo da parte di esperienze e ricordi di ricchezze materiali e non, dovesse andare a svanire, perlomeno noi abbiamo questo binario automatico da seguire, che è il saper godersela alla giornata, magari anche con poco, sai, perché non è che per dover godersela serve per forza andare in yacht o fare il giro attorno al mondo o buttarsi dal paracadute e tutte quelle stronzate là, no. Il saper godersela è il riuscire a trasformare la nostra vita in una percezione ottimale delle piccole cose, ossia del saper veramente godersela con niente tutti i giorni. E quello che io, perdonami l'arroganza, perché è veramente brutto da dire così in pubblico, ma è quello che io credo di aver raggiunto da un bel po' di anni. Il saper apprezzare le cose. Io spesso mi senti dire, quando sento gli altri parlare di certe cose, lamentarsi di tutt'altre, dico ragazzi, cazzo, io veramente sono fortunato, strafortunato, perché a me piace, non so, quando sto isolato, però mi piace anche quando sto in mezzo al casino. Mi piace star con le ragazze, come mi piace star da solo, come mi piace star con gli amici, come mi piace stare in montagna piuttosto che al mare, piuttosto che in città, piuttosto che in collina. Cioè, mi sono creato questa visione, questa interpretazione del mondo che vede un po' goduria tutto quanto. Quindi tutto, vabbè, no, tutto no, però quasi tutto quello che faccio è effettivamente bello e godibile, quindi è lì in fondo che dovremmo arrivare, no? Ma sì, perché, perdona l'inquadratura, sto registrando col singanolefono, perché stavo pensando mentre guidavo, te pensi ai soldi che ho risparmiato oggi? No, tantissimi. Allora, praticamente una Ferrari, no? Un bel Ferrari, 300.000 euro, no, quelle cagate, un 360 Modena vecchio usato, no, un bel Ferrarino, 300.000 euro circa, no? Ok. E per colmare questo desiderio di avere il Ferrarino, tu appunto devi pagare sti 300.000 euro. Però io sono arrivato invece al punto di girare la giostra, il giochetto a mio favore e effettivamente non provare il minimo desiderio per sto Ferrari. Cioè a me sinceramente proprio non me ne sbatte un cazzo di sto Ferrari. E quindi lì ho risparmiato 300.000 euro. Cioè vedi com'è, lo so che ti può sembrare strampalato questo discorso, ma non lo è affatto. Non lo è affatto, perché ritorniamo sempre sullo stesso argomento che è il pilastro di questo canale, no? Che è l'occhio, che dico sempre io, no? L'occhio che guarda, l'interpretazione che hai, no? E hai come tu ti poni alla vita, come la vedi, come la interpreti, no? Sembra quasi filosofia, il bicchiere mezzo pieno, il bicchiere mezzo vuoto, invece no, assolutamente. È il crearsi questa situazione dove tu con poco ti senti il più ricco del mondo, ma veramente ti senti il più ricco del mondo, non è che devi raccontartela. CP è sempre una soddisfazione parlare con te. Ecco chi è che c'è ora. Ah là.
porco cane, siamo sempre sul chi va là, un po' come Gandhi, no? Che aveva il terrore dei ladri, che per carità è un'emozione atavica, no? Che ci portiamo dietro quasi per genetica da centinaia e centinaia di generazioni, però effettivamente quando è che hai questa paura dei ladri? Quando hai qualcosa da perdere, delle ricchezze materiali, no? E allora sti santoni, sti gran pensatori e filosofi conducevano questa vita quasi ascetica per dimostrare, adesso non so se è il prossimo o a se stessi, che togliendosi tutti questi fardelli ci si eliminava anche, ci si liberava anche di tutte queste paure. Però sai, non lo so, cioè sì, avevano indiscutibilmente ragione, però dici, ma vale la pena consumare questa nostra breve vita nella povertà, quando potremmo avere anche qualche piccolo agio, eccetera, solo per liberarci di un piccolo peso, di una piccola paura? Cioè, vedi, a volte tra il dire e il fare, tra la teoria e la pratica. Ma e quanto bene voglio questo CP? 32.456.343. Ricollegandoci al discorso di prima, sì, esatto, l'angolo del nichilismo, lo preannuncio. Guarda anche il cane, no? Questo amico che ti porti dietro, no? Può avere anche lui questo bagaglio di ricchezze, di bei ricordi che ha vissuto con te, no? E tutti stanno dentro questa materia, no? Perché è proprio una cosa che tocchi, che è il cervello, no? Queste informazioni vengono impresse, no? In questa poltiglia grigia, schifosa che è il cervello. Poi quando muore finisce tutto, ok? O almeno così è sempre stato prima dell'invenzione delle religioni, no? Poi un giorno degli ometi, per chissà quali motivi che adesso non stiamo a discutere, hanno inventato delle religioni, ma se guardiamo insomma la storia dell'uomo e dell'universo è una cosa anche estremamente recente, no? Questa invenzione delle religioni, no? Però prima di questa invenzione delle religioni, per capirci, adesso questo essere vivente, in questo caso il cane, la specie cane, questo specifico cane, quindi la EMI, il CP, muore, cessa di funzionare questa cosa grigia che ha dentro, che contiene tutte le informazioni, tutti i giretti che abbiamo fatto, le coccole, i viaggi, eccetera, e semplicemente finisce lì, che l'essere umano, no, avendo un cervello che lavora in maniera diversa, dice no, non può essere finito lì, no, è troppo brutto, a me non piace sta roba, e quindi devo inventarmi una continuazione, devo inventarmi un qualcosa, quindi mi invento tutte le cagate New Age, il karma, reincarnazione, o piuttosto che Maometto e Gesù Cristo e Dio, la Madonna, Giuseppe, il bue, l'asinello, eccetera, eccetera. Però invece vedi cosa ci insegnano gli antenati di questo animaletto peloso qua, no? Che risalgono da prima dell'invenzione delle religioni. Che per quanto triste possa essere, triste, perché noi la vediamo triste, ma non è triste, è così da sempre, cioè è normalissimo, non è triste. Niente, la vita cessa, quindi finisce anche l'attività cerebrale, quindi si spegne l'hard disk con i ricordi, la percezione, la vista, l'udito, l'olfatto, eccetera. Ricordo che tu sei Singano, il mio padroncino, no? C'è dell'affetto fra me e te e finisce tutto. Quindi anche, insomma, vedi, con loro, con gli animali o comunque anche con gli amici, insomma, poi cancari anche loro, è sempre bene vivere la giornata, cioè rendere sacra ogni giornata, ogni momento che viviamo assieme a loro, perché tanto poi non credere che muoiono, se lo portano dietro l'arcobaleno, quelle cazzate là di cani, ma non capisco perché Babbo Natale dopo un po' gli dicono ai bambini che no, è una cazzata, li abbiamo preso per il culo, mentre tutte le altre cose invece devono restare dogmi. Guarda che strana sta roba, eh? If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's
mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst.